Rischia di mandare in default più di qualche comune una recente sentenza del Consiglio di Stato che ha condannato il comune di Maser nel Trevigiano a pagare la quota alberghiera della retta dell'RSA di un anziano incapiente, una situazione che attraverso una serie di ricorsi al TAR già presentati da parte di famiglie di persone in difficoltà economiche potrebbe in breve espandersi a macchia d'olio, al netto di possibili raggiri come l'alienazione di beni degli anziani ricoverati ai fini di mostrare parametri ISEE che escludano il pagamento della quota alberghiera, che si aggira sugli 8.500 euro l'anno per ogni singolo utente. Sul tema la consigliera regionale Rossella Cendron delle liste civiche, fino a pochi mesi fa sindaco di Silea nel Trevigiano, ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale per cercare di disinnescare quella che rischia di diventare, ha detto, una bomba socio-economica nei bilanci comunali. Infatti questa è una vera e propria bomba socio-economica per i comuni, per gli enti locali. Perché? Cosa ha sancito questa sentenza del Consiglio di Stato? Il fatto che i comuni sono obbligati a integrare le rette delle cosiddette quote alberghiere quando l'utente col proprio ISEE non può coprirla, non ha i parametri sufficienti. Questo in che cosa si riversa? In un aumento di costi spaventosi per le casse comunali e anche sul fatto davvero grave che la situazione socio-economica è davvero cambiata e quindi questi criteri ISEE che sono stati adottati più di 20 anni fa non sono davvero più attuali. Chiediamo che la Giunta regionale, assieme anche ad ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, possa intervenire presso il governo per poter cambiare questi parametri, evitare quella che è una vera e propria situazione di default per i comuni. E quindi davvero non possiamo pensare né di lasciare le nostre persone con delle disabilità non autosufficienti da sole, ma tantomeno di lasciare i sindaci soli. Aiutiamo i comuni.